nuova farmacia apre stamane in via Padre Emilio Venturini 100 a Brondolo. L'iniziativa è di 3 socie e poggia sul bando di concorso vinto dopo un decreto liberalizzatore del governo Monti, che abbassava il quorum delle farmacie portandolo a una ogni 3.300 abitanti. A Chioggia mancava così una nuova farmacia, specificamente a Brondolo, così da servire anche le altre frazioni, Calino e Cabianca su tutte, per comodità. Quella di stamane è probabilmente la prima in Veneto ad aprire in seguito alla pubblicazione della graduatoria, che dopo traversie e ricorsi è stata diramata ufficialmente dal Consiglio di Stato lo scorso 22 febbraio, con la conseguente definizione dell'intera vicenda e la procedura di assegnazione delle sedi. La nuova farmacia di Brondolo è reperibile al numero telefonico 041 49 2103. Oggi siamo sulla nostra pescheria, quella della Can di Chioggia, dove vogliamo sponsorizzare le nostre cozze che come vedete sono piene, quindi siete tutti invitati a venire a comprarle presso il nostro negozio. Buongiorno a tutti e grazie. Dalle 11:30 di ieri mattina non si avevano più notizie di una turista di 69 anni, dalle precarie condizioni psichiche, che era scomparsa dal litorale di Sottomarina senza dare più notizie di sé. Per fortuna la donna è stata ritrovata poco prima delle ore 18 nei pressi dell'abitazione che ha affittato per le vacanze. Le ricerche si sono intensificate soprattutto nella zona compresa tra il Clodia, che aveva segnalato la scomparsa, e i bagni Corallo. Alla caccia della bagnante si sono portati gli agenti di polizia locale, la capitaneria di porto e i carabinieri con un gommone in acqua e una pattuglia a terra. Si è tenuta ieri sera nella sala consigliare del comune la prima riunione del Forum Giovani di Chioggia, voluto dall'amministrazione per incontrare le esigenze delle ragazze e dei ragazzi e organizzare iniziative congiunte. La seduta è stata presieduta dalle assessore Trapella e Penzo e ha visto i giovani partecipanti interessati ad eleggere i 10 componenti del forum. Ai vertici Riccardo Ciriello e solo 2 ragazze, ovvero Elisa Girotto e Sara Deli Carpini. Gli altri 7 nomi sono Riccardo Griguolo, Davide Oro, Giacomo Zaghi, Wesley Scarpa, Andrea Zennaro, Riccardo Tiozzo, Matteo Gibin, Riccardo Penzo. Molti di loro fanno parte anche del movimento studentesco Chioggia, recentemente attivo in città nella lotta al deposito GPL. Sarà celebrata sabato 17 giugno a Palazzo Goldoni la prima unione civile a Chioggia, dopo l'entrata in vigore un anno fa della legge 76 che porta la firma della deputata democratica Monica Cirinnà e che reca la disciplina delle convivenze tra persone dello stesso sesso. Saranno 2 ragazzi di Vicenza i primi cittadini a essere uniti civilmente dal sindaco Ferro. Alcune coppie avevano già fatto richiesta, spiega il sindaco, e una di queste è proprio quella formata dai 2 giovani di Vicenza, che hanno scelto la nostra splendida città quale location della loro unione. Sono contento di poterla celebrare, di vedere realizzato il desiderio di questa coppia di essere riconosciuta tale anche di fronte alla legge e che sia stata scelta Chioggia per questa occasione per loro così importante. Silvia Zennaro, la velista chioggiotta delle Fiamme Gialle, già protagonista alle Olimpiadi di Rio, è passata nell'ultima settimana dal 20° al 9° posto nella graduatoria mondiale World Sailing della sua categoria. Questo in forza dei piazzamenti raggiunti nella Delta Lloyd Regatta e nella finale di Coppa del Mondo, che l'hanno vista brillare. Silvia ha appena iniziato il percorso che la potrebbe portare a una conferma olimpica a Tokyo nel 2020. Vai diretto. Ciao amici, buona giornata a tutti e buon mercato. Dunque, qualcuno si aspettava il fresco stamattina dopo i temporali sparsi qua e là in giro, ma in realtà no, perché i temporali che sono susseguiti ieri nella fascia intorno a noi non erano collegati a nessun tipo di sistema perturbato, quindi hanno lasciato dietro di sé sicuramente tanta umidità e temperature ancora abbastanza elevate.
Per un vero cambiamento di aria dovremo attendere domani notte e sabato, quando l'ingresso di correnti da nord spazzeranno via l'umidità in eccesso, regalandoci comunque un ottimo weekend. Per ciò che concerne la giornata odierna, naturalmente avremo cieli spesso nuvolosi o comunque parzialmente nuvolosi, condizionati da temperature ancora abbastanza elevate tra i 27 e i 38-29 gradi, con condizioni di afa persistente tra la tarda mattinata e la tarda serata. Dunque non ci resta che aggiornarci a domani. Buona giornata a tutti.